Tragedia ad Eraclea, turista sloveno in bici travolto ed ucciso da un giovane del posto in auto. L'automobilista scappa e torna a casa a dormire, rintracciato e arrestato dai carabinieri. Papa Francesco presto in Veneto, la promessa del segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, che conferma la linea di Sua Santità sui migranti, tutti devono accogliere. Sicurezza alla mostra del cinema, dall'alba maxi operazione dei carabinieri per incrementare la sicurezza nelle aree d'ingresso a Venezia e sull'isola del Lido. Sulla carta era uno stimato elettricista, ma la polizia era convinta fosse coinvolto in un giro di droga. In casa hanno trovato però proiettili da guerra e 2 Kalashnikov. 17enne violentata nel parco di una discoteca a Jesolo. Spunta un audio che secondo i legali del 25enne arrestato scagionerebbe l'aggressore, ma i referti parlano chiaro. Dopo giorni di fiato sospeso arriva il via libera della sovrintendenza. Il cantiere per l'allestimento della mostra di Van Gogh in Basilica Palladiana può riprendere. Bufera sul web, la foto che ritrae il cantante Povi al mare coperto da un telo che raffigura il gonfalone di San Marco ha scatenato un vespaio di polemiche. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei notiziari di Antenna 3, la cronaca in apertura, tragedia ad Eraclea, turista sloveno in bicicletta travolto e ucciso da un giovane del posto in auto. Dopo l'investimento l'automobilista è fuggito ed è tornato a casa a dormire, rintracciato, è stato arrestato dai carabinieri, ma sentiamo tutti i dettagli nel primo servizio. Prima ha investito il ciclista lasciandolo esanime a terra, poi ha continuato la sua corsa, è tornato a casa e si è messo a dormire. Una sequenza agghiacciante quella messa in atto da un giovane di Eraclea. Quando i carabinieri si sono presentati alla porta di casa qualche ora dopo, non ha potuto fare altro che offrire i polsi per le manette. Prove schiaccianti lo inchiodavano al dramma consumatosi alle 6 alle porte di Eraclea Mare, dove un 60enne turista sloveno in vacanza con la famiglia Caorle stava pedalando in bici sul ponte del Revedoli. Da chiarire l'esatta dinamica della tragedia, ma la responsabilità del veneziano è apparsa subito chiara. Ha travolto con l'auto il ciclista, sbalzato a terra con violenza ed è poi fuggito e parcheggiato l'auto davanti a casa, Eraclea Paese, finendo col mettersi a letto a dormire. L'accusa è di omicidio stradale e i carabinieri ora vogliono capire se, come appare probabile, fosse anche ubriaco alla guida, ulteriore aggravante di un'accusa già pesantissima. Papa Francesco presto in Veneto, la promessa del segretario di Stato Vaticano, il cardinale vicentino Pietro Parolin, che conferma la linea di Sua Santità sull'accoglienza dei migranti. Sentiamo. Il Papa non è ancora venuto nel Veneto, deve fare una visita nel Veneto. Non è ufficiale, ma potrebbe diventarlo presto. Francesco in Veneto, l'auspicio che diventa quasi promessa viene da chi con Papa Bergoglio è a stretto contatto ogni giorno, il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin. Veneto di Vicenza è perciò tanto più desideroso di vedere il pontefice nella sua terra. Un Veneto che spera in un regalo dal Vaticano entro il 2018 la beatificazione di Albino Luciani, anche qui più di una promessa. Sì, penso di sì. Noi speriamo fortemente che Giovanni Paolo I possa arrivare agli onori degli altari. Ma anche un Veneto dove la tensione immigrazione resta forte, così come una notevole resistenza ai proclami proprio di Papa Francesco, oggetto di pesanti attacchi dal centrodestra, soprattutto la Lega negli ultimi tempi, ma la linea del pontefice non cambia. Questa povertà deve essere un richiamo forte alla solidarietà, almeno per noi cristiani questo è fondamentale. Questi fenomeni vanno affrontati insieme, più ci isoliamo e più ognuno cerca di difendere il suo proprio particolare, e questa, più difficile diventa anche affrontarli nel modo giusto e risolverli nel modo giusto. Accogliere tutti per accogliere meglio, e dalla Marca, dove i rapporti tra politici della Lega e Chiesa sulla questione profughi sono particolarmente tesi e dove il diktat del segretario del Carroccio è quello di opporsi all'accoglienza, a maggior ragione se si tratta di migranti economici, arriva la risposta di Gian Antonio Darè. Bisogna far capire alla Chiesa che l'Italia non può accogliere il mondo, ma soprattutto non può accogliere tutte queste persone che nulla hanno a che vedere con il nostro territorio, nulla hanno a che spartire con la nostra religione, e credo che la storia dei migranti sia un qualcosa di voluto e cercato da qualcuno che certamente non fa parte del nostro territorio. La Chiesa pensi alle anime, che per il corpo ci pensa la politica. La sicurezza delle città, dall'alba di oggi è in corso una maxi operazione dei carabinieri per incrementare la sicurezza nelle aree d'ingresso a Venezia e all'isola del Lido, dove domani inizierà la mostra del cinema. In particolare l'operazione, che ha uno
scopo prettamente preventivo si sta sviluppando secondo due direttrici specifiche. La prima, con l'impiego di decine di carabinieri e con il supporto di unità cinofile e di elicotteri, prevede il controllo delle ampie aree abbandonate del Lido a ridosso della zona centrale dell'isola per verificare la presenza di irregolari o persone già note alle forze dell'ordine. La seconda invece interessa il controllo del traffico dei veicoli in ingresso e in uscita dalla città lagunare, con la predisposizione di una serie di posti di blocco lungo l'arteria che da Mestre immette sul Ponte della Libertà. Le attività di prevenzione accompagnate dai servizi di osservazione e controllo in borghese dureranno per tutta la giornata e saranno ripetute nel corso dei prossimi giorni. E ancora la sicurezza, perché le città come teatro di guerra con barriere di cemento e militari per scongiurare attacchi terroristici sono stati al centro della puntata di ieri sera di 20 e 10 con il consigliere regionale del Carroccio Villanova e l'assessore di Treviso ai grandi eventi Camolei. Vediamo un estratto. Sicuramente ci stanno abituando a un nuovo modo di vivere e di questo dovremmo nel bene o nel male farcene una ragione. Non è facile da accettare vedere Venezia nelle condizioni in cui l'abbiamo vista, è una cosa che lascia piuttosto perplessi, però dovremmo, come è stato anche giustamente detto, cominciare un attimo a fare un ragionamento di adeguamento a questi sistemi. Il vero problema è un problema ben più ampio e sarà come a livello nazionale, internazionale e mondiale si dovrà intervenire, perché questo stato di tensione, che non è solo qui ma è un po' generale, sta veramente creando un grossissimo scompiglio a livello mondiale. Ci dobbiamo adeguare? Beh, questa è una parziale vittoria dei terroristi fino adesso, sì, perché il fatto di doverci adeguare a quello che è successo, a quello che sta succedendo nel mondo, purtroppo è una reazione che facciamo su quello che è successo in giro per il mondo e fortunatamente non ancora da noi. Però penso che la vera soluzione, oltre a quella di garantire più sicurezza al nostro territorio con queste misure, che io condivido, come penso tutti quanti, o come vedere i nostri militari girare per le città, sia quello di intervenire a monte. E a monte può intervenire solo lo Stato con degli interventi di intelligence, con degli interventi duri. Io porto spesso l'esempio di quello che è stata la lotta alla mafia. La mafia si è combattuta con delle norme speciali. L'articolo 41 bis è stato un modo per mettere paura a chi commetteva dei reati mafiosi di finire in carcere duro, in isolamento per anni. Noi adesso ci troviamo di fronte a delle persone che non hanno paura di morire, però vanno contrastati con delle leggi adeguate, leggi che vanno a contrastarli sul loro campo. Andiamo ora a Padova. Sulla carta era uno stimato elettricista, ma la polizia era convinta che fosse coinvolto in un giro di droga. Così è scattata la perquisizione e dalla perquisizione appunto la sorpresa. Ma ci aggiorna in diretta telefonica da Padova Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Sì, non si aspettavano di trovarsi davanti a una vera e propria Santa Barbara. Gli agenti della squadra mobile della Questura di Padova che ieri hanno compiuto una perquisizione d'iniziativa nella villetta di un 44enne di Selvazzano che, come dicevi tu, faceva l'elettricista. Precedenti per droga, l'uomo era seguito per alcuni strani movimenti avvenuti negli ultimi tempi. Si aspettavano di trovare cocaina e i poliziotti invece si sono trovati davanti un borsone pieno di armi. Accanto a fucili da caccia del padre defunto, 2 mitra AK-47 con 80 munizioni da guerra perfettamente funzionanti, armi che di solito venivano usate dalla Mala del Brenta. Per l'elettricista che vive in questa villetta con la madre e una compagna è scattato l'arresto. Le indagini proseguono per capire se l'insospettabile abbia in effetti dei collegamenti con la Mala del Brenta e se questi fucili siano stati utilizzati durante rapine o colpi. Direi che da Padova per ora è tutto, se non hai altre domande ti restituisco la linea. Grazie Chiara, noi proseguiamo con la cronaca, andiamo a Jesolo per tornare a parlare della vicenda dello stupro nel parcheggio della discoteca. È attesa per la convalida dell'arresto del 25enne nordafricano accusato di avere abusato di una ragazzina di 17 anni. Intanto spunta il giallo di un audio registrato dal 25enne durante il rapporto sessuale, ma sentiamo.
Oggi l'udienza di convalida dell'arresto del 25enne vicentino di origini marocchine accusato di aver violentato una 17enne conosciuta sabato sera alla discoteca Al Muretto di Jesolo, e sono ore d'attesa perché si scontrano due versioni contrastanti, quella della ragazza che ha raccontato prima alle amiche, poi agli inquirenti la violenza subita nei pressi del parcheggio del locale, e quella del nordafricano. L'uomo dice di essere stato all'oscuro della minore età della giovane e continua a ribadire che nel rapporto la ragazzina era consenziente. A supporto delle dichiarazioni della 17enne ci sono gli accertamenti dei sanitari dell'ospedale di Sandona di Piave che hanno accertato una situazione compatibile con la violenza sessuale, e le indagini dei carabinieri di Sandona che credono nell'ipotesi di una relazione iniziata con il consenso della 17enne e poi degenerata quando il 25enne ha preteso di più. A supporto della difesa del giovane ci sarebbe invece la registrazione dell'audio effettuata dallo stesso nordafricano con il cellulare durante il rapporto sessuale. La decisione ora spetta al GIP. Ed ora parliamo di vaccini. A Padova è corsa contro il tempo per regolarizzare tutti i bambini, 4.500 quelli ancora senza copertura. L'ULSS 6 ha spedito in queste ore 36.000 SMS alle famiglie per agevolare i percorsi. Il servizio. 10 settembre per i bambini dei nidi e delle scuole dell'infanzia, 31 ottobre per la scuola dell'obbligo. Questi termini previsti dalla legge. Sono 4.500 i bambini e le famiglie che a Padova devono fare i conti con l'entrata in vigore del decreto Lorenzin, che rende obbligatorie le vaccinazioni per i bambini che si iscrivono alla scuola, una vera e propria corsa contro il tempo. L'ULSS 6 ha pronti 36.000 SMS con i sanitari impegnati a cercare di agevolare le famiglie. Obiettivo dei messaggi: spiegare ai genitori dei bambini da 0 a 6 anni residenti in provincia quali sono le modalità per completare il percorso di autocertificazione necessario per la frequenza scolastica, ma si devono fare i conti anche con i 4.500 bambini che non hanno la completa copertura. 10 le vaccinazioni obbligatorie, altrimenti le famiglie rischiano una multa da 100 a 500 euro. Questo stabilisce la legge. Per agevolare i percorsi l'ULSS ha previsto aperture straordinarie di sportelli e uffici e anche istituito un apposito indirizzo mail: certificati vaccinali scuole@aulss6veneto.it. per completare il percorso di vaccinazione disponibili gli ambulatori dei distretti. E sempre a proposito di vaccini, è in corso a Treviso una riunione per pianificare il calendario delle sedute obbligatorie a cui sottoporre innanzitutto i bambini delle scuole materne. L'ULSS trevigiana ha predisposto di cominciare il 21 settembre. Vaccinazioni obbligatorie. A Villa Carisi riunione operativa in mattinata del direttore generale Francesco Benazzi e dei suoi collaboratori per programmare le sedute straordinarie per gli alunni delle scuole materne ancora scoperti. Si calcola che la percentuale vada dal 10 al 15% su un totale di 22.000 bambini. È stata messa in piedi una macchina che dovrebbe essere efficiente, riusciamo a iniziare tutte le sedute vaccinali, anche quelle straordinarie, dal 21 di settembre, veramente una dietro l'altra. Manderemo le lettere alle famiglie e le famiglie quindi poi risponderanno. Quelli che ovviamente non vogliono vaccinare avranno la possibilità di avere dei contatti veri con i nostri medici, con i nostri assistenti sanitari, e quindi mi pare che l'organizzazione sia ben strutturata. Domani in mattinata l'incontro a Cassugana convocato dall'assessore alla scuola Caterina Cabino, a cui sono invitati dirigenti scolastici e azienda sanitaria. Non è tuttavia la zona del capoluogo quella che preoccupa maggiormente. Noi abbiamo l'area trevigiana e l'area del Solighese che hanno percentuali di vaccinazione superiori al 92-93%. Diciamo un po' il buco nero, il punto nero riguarda l'area dell'Asolano, quindi l'area dell'ex Sussotto. Il numero di vaccinati con le vecchie vaccinazioni va intorno all'82%, quindi è chiaro che su quest'area dovremo lavorare. Azienda sanitaria pronta a incontrare le famiglie e a stilare un percorso vaccinale condiviso. Di contro saranno proprio le ULSS, di fronte al pieno rifiuto, a sanzionare i genitori. Nel momento in cui avremo il rifiuto totale da parte della famiglia, noi dovremo ovviamente comminare una sanzione amministrativa, quindi pecuniaria, e noi siamo, diciamo, l'organo preposto a far questo. Poi i soldi della sanzione andranno al Ministero. Ed ancora cronaca dal veneziano con l'ennesima rissa che si è verificata a Mestre, è accaduto in via Cappuccina, ed i residenti chiedono vengano prese urgenti contromisure.
Violenta rissa tra due cittadini nigeriani lunedì verso le 20:30 in via Cappuccina a Mestre. L'ipotesi più accreditata è che la scintilla possa essere scattata per la piazza dello Spaccio, forse un'invasione di zona da parte di uno dei due. Le urla hanno attirato l'attenzione di residenti e commercianti. Siamo usciti, ha raccontato un testimone, e in poco tempo sono arrivate le volanti della polizia e un'ambulanza continua. Il tram era fermo ed è stato bloccato anche un autobus che proveniva dal cavalcavia. I residenti hanno segnalato una persona a terra ferita da una bottigliata e una bici scaraventata poco lontano. Durante l'intervento delle forze dell'ordine una persona di colore era seduta a terra con le mani sulla testa. Non è la prima volta che succede, ha dichiarato uno dei portavoce del gruppo Cittadini di Venezia. Anche domenica si sono picchiati per strada ed è facile immaginare il perché: o alcol o spaccio. Noi segnaliamo la situazione da tempo all'amministrazione comunale, ma i risultati sono davanti agli occhi di tutti. Ed ora linea alla regia per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la prima edizione dei notiziari di Antenna 3. Bufera sul web, la foto che ritrae il cantante Povia al mare coperto da un telo che raffigura il gonfalone di San Marco ha scatenato un vespaio di polemiche. Vediamo. Manovra promozionale del suo ultimo brano intitolato Serenissima o colpo di fulmine per gli indipendentisti veneti ancora non si sa. Quel che è certo è che la foto postata su Facebook dal cantautore Giuseppe Povia ha scatenato un putiferio sul web. L'immagine lo ritrae al mare con il gonfalone di San Marco utilizzato a mo' di asciugamano a coprire dopo il bagno petto e parti intime. Apriti cielo, non solo per l'uso a dir poco singolare di un simbolo della Serenissima, ma anche perché il cantante non si è nemmeno accorto del clamoroso errore del leone raffigurato sul telo da spiaggia. Il leone marciano infatti presenta sia la spada alzata, bandiera usata dai veneziani in tempo di guerra assieme al Vangelo chiuso, sia il Vangelo aperto, bandiera dei tempi di pace. Chissà, forse qualcuno glielo spiegherà alla festa veneta del 3 settembre a Villa Fontana nel Veronese, alla quale il cantautore ha annunciato la sua presenza con un concerto. È finita con la denuncia a piede libero la serata di un 31enne che sognava di entrare in un club per adulti di Limena. Sentiamo perché. Voleva concedersi una serata all'insegna della trasgressione. Non avendo una compagna nel club, l'entrata di coppie è gratuita, ha pensato di pagare l'ingresso con una banconota fasulla, un'operazione che non è sfuggita al personale alla cassa del club di incontri per adulti, che ha immediatamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. I militari, dopo essere arrivati sul posto, hanno provveduto ad identificare l'uomo, un 31enne moldavo al quale è stata appioppata una denuncia per spendita di banconote fasulle. Chiaramente per lui la serata è finita in modo ben diverso a quello che aveva immaginato. Vita dura a Mestre per i furbetti della sosta, arriva il parcheggio intelligente con migliaia di sensori per monitorare le auto. Sentiamo. Un investimento che dovrebbe migliorare il sistema di parcheggio a pagamento. Scadrà a novembre la gara da 550.000 euro gestita dalla società partecipata del comune Venis, che si occupa anche dei servizi software. L'obiettivo è quello di facilitare il lavoro agli ausiliari, permettendo di visualizzare rapidamente se uno stallo sia occupato da chi abbia regolarmente pagato il ticket o meno. Un progetto ambizioso che prevede l'installazione di sensori in oltre 800 parcheggi blu della zona intorno a Piazza Ferretto, in 42 stalli per disabili e oltre 1000 tra il quartiere Piave e Corso del Popolo, per un totale di quasi 2000 posti che saranno monitorati tramite software. Tutti gli stalli saranno numerati e disporranno di un sensore che manderà il dato di occupazione alla centrale di controllo AVM. Quando l'utente dovrà pagare la sosta, dovrà inserire il numero dello stallo e la targa. Il progetto prevede anche l'installazione di sistemi video e di un software centrale collegato ai palmari degli ausiliari, in grado di monitorare il tempo reale i parcheggi e scovare così i furbetti. Lo scontrino sul parabrezza non servirà più, dal momento che agli agenti sarà sufficiente il numero di targa per verificare il corretto pagamento della sosta. Ed ora andiamo a Vicenza. Dopo giorni di fiato sospeso arriva il via libera della sovrintendenza. Il cantiere per l'allestimento della mostra su Van Gogh in Basilica Palladiana può riprendere. Soddisfatto il primo cittadino, che però aggiunge qualcosa evidentemente non ha funzionato.
Si autorizza l'intervento e la ripresa dei lavori e l'amministrazione berica tira un sospiro di sollievo. Con questa breve ma importante frase contenuta nella comunicazione ufficiale, la Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Verona, Rovigo e Vicenza ha dato il formale via libera all'allestimento della mostra Van Gogh tra il grano e il cielo, che si aprirà il 7 ottobre in Basilica. I tempi erano stretti e se il cantiere per l'allestimento non avesse riaperto i battenti sarebbe stato difficile accogliere le prime opere del grande pittore attese per il 28 settembre. Alla fine però la Sovrintendenza ha reputato sufficienti le integrazioni introdotte nei giorni scorsi al progetto di allestimento per migliorare il dialogo tra la mostra e il salone, senza chiedere ulteriori modifiche. Due le condizioni che però sono state previste. Lo smontaggio dovrà avvenire entro il 20 aprile 2018 e la modalità di montaggio, smontaggio e trasporto attraverso il colonnato del loggiato esterno e all'interno della sala dovranno prevedere tutti i presidi di sicurezza e le cautele per la protezione del monumento. Ottenuto il placet, ora non resta che correre per recuperare sul cronoprogramma. Fa mea culpa il primo cittadino che ammette sarebbe stato corretto attendere la prevista autorizzazione, malgrado i noti tempi tecnici legati alla necessità di certificare l'adeguata climatizzazione degli ambienti prima dell'arrivo delle preziose opere d'arte. Aggiunge che in futuro sarà sua cura dare indizi più stringenti, perché è evidente, aggiunge, che qualcosa all'interno della struttura comunale non ha funzionato. Inaugurata questa mattina a Chioggia la piastra ambulatoriale cardiologica ed ortopedica dell'ospedale con un investimento di 830.000 euro da parte della Regione del Veneto. Presente anche il governatore Luca Zaia, ma ci aggiorna in diretta al telefono Tommaso Stoppa. Buongiorno Tommaso. Sì, buongiorno, si è appena conclusa l'inaugurazione di questa nuova opera che è una parte di quello che sta facendo la Regione Veneto all'ospedale di Chioggia. L'investimento totale è di 26 milioni di euro, quindi non bruscoletti come si suol dire. In questo caso questa piastra di cardiologia è costata 800.000 euro. A margine c'è stata una protesta del comitato No GPL di Chioggia, si sono presentati con cartelli accusando il governatore Zaia di non averli ascoltati. Zaia si è fermato a parlare con loro, li ha invitati a leggere le carte perché la Regione non ha fatto assolutamente nulla a favore di questo famoso deposito di GPL alle porte della città di Chioggia, quindi c'è stato un confronto acceso che si è chiuso con abbracci e strette di mano tra Zaia e questi militanti. Grazie Tommaso, buon lavoro. Noi proseguiamo andando a Chiampo perché i vigili del fuoco sono intervenuti nell'omonimo torrente per portare in salvo un cane in difficoltà su un grosso masso nel mezzo del corso d'acqua. La chiamata alla sala operativa del 115 è giunta da alcuni passanti che hanno notato il cocker spaniel inglese in difficoltà. Un vigile del fuoco ha raggiunto l'animale che si è fatto docilmente prendere per essere portato sull'argine. Il cane è stato asciugato e coccolato dai pompieri nell'attesa dell'arrivo dei volontari della protezione animali di Lonigo che hanno preso in custodia l'animale e provvederanno alla lettura del microchip per riconsegnare il cagnolino ai proprietari. Andiamo ora a Resana, dove lo scorso fine settimana è stata organizzata con la trebbiatura e la latura in notturna. Tanti gli appassionati sulle macchine dove lavoro e fatica mettono sullo stesso piano l'operaio e l'imprenditore. Vediamo. Ma lei cosa sta facendo qua? Battiamo formento. L'agricoltura di un tempo rivissuta in notturna lo scorso fine settimana a Resana. Gli antichi saperi nella fatica e nel sudore, raccontati alla folla presente alla sagra paesana. Tanti volti giovani che non avevano mai visto questa macchina all'opera. Trebbiatrici del secolo scorso perfettamente funzionanti grazie all'attenzione quotidiana di tanti appassionati. Senta, cosa si prova a rievocare questa cosa? Bellissimo, bellissimo. Lavoro, tanto lavoro, fatica, però è bellissimo. Nella vita cosa fa? Autista, camionista. Una passione che accomuna il dipendente con l'imprenditore, l'artigiano con il capitano d'industria del settore. È una cosa di cuore questa qua. Senta, ma possiamo dire che questa macchina ha reso grande il nord-est? Sì. Tra i partecipanti c'è chi, come questo 83enne, l'opera attorno alle macchine l'ha fatta di mestiere e con occhio critico giudica il prodotto finale. Perché questo vince mai spigasso, no? Perché? È in mezzo al fermento. Ora idea ci deve vedere perché ci deve trebbia perde. Sapere di un tempo che vive ancora grazie a queste manifestazioni dove la forza motrice arriva dai landini a testa calda, trattori che hanno rivoluzionato l'agricoltura nella Marca e non solo.
scaldare la coppa per rendere il carburante infiammabile è un'operazione che caratterizza un'epoca rivissuta a Resana con l'aratura in notturna. Bisogna avere esperienza per queste cose. Abbastanza. Ma chi glielo fa fare? Solo la passione che abbiamo per queste cose qua vecchie. Uno spettacolo di forza meccanica e di abilità umane in una terra in un tempo dove non c'erano il computer e la guida satellitare. È un'iniziativa che serve per creare dei collegamenti tra le aziende del territorio, le aziende produttrici di macchinari, di mais, e quindi per noi è un modo per favorire l'agricoltura, promuovere e valorizzare il nostro paese. Vi ricordo ora lo spazio dedicato a voi telespettatori con la nostra rubrica Lo dico ad Antenna. Se volete segnalare disservizi o qualcosa che non va, potete scrivere una mail a redazione@antenna3.it oppure inviare un sms o un messaggino WhatsApp al 351 1755 340 o ancora lasciare un messaggio alla nostra segreteria telefonica allo 04 22 02 30 898. Come sempre saremo al vostro fianco per aiutarvi a risolvere i problemi. Vi ricordo, prima di salutarci, l'appuntamento con 20:10, il nostro approfondimento serale subito dopo i TG, ospiti di Ferdinando Avarino. Questa sera saranno Roberto Grigoletto, vice sindaco di Treviso, e Franco Zanatta, presidente di Contarina SPA. Argomento: le città pulite. Ed è tutto per questa edizione. Come sempre, in chiusura uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. L'anticiclone Polifemo domina l'Italia, clima caldo e soleggiato ovunque. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bella giornata ampiamente soleggiata su tutte le province della nostra regione, rara nuvolosità sui rilievi bellunesi e vicentini. Temperature massime comprese tra i 27 e i 32 gradi, minime attese invece intorno ai 17-20 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Cielo in prevalenza sereno e con rara nuvolosità su tutto il territorio regionale. Diamo uno sguardo anche in questo caso alle temperature. Le massime risultano essere comprese tra i 28 e i 31 gradi, valori notturni previsti tra 17 e 19 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui avremo una giornata all'insegna del bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime comprese tra i 27 e i 30 gradi, valori notturni attesi tra 16 e 18 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati nord-orientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia.